Bentrovati amici a questo nuovo appuntamento di Sicilia 24 Focus. Oggi parleremo della festa di Sant'Agata d'estate, un'edizione che presenta tante novità. Sappiamo che la festa di Sant'Agata per certi versi è sempre quella, ma poi arriva anche in contesti storici, in momenti particolari, sia per la città di Catania, che quest'anno alle prese, ad esempio con la rimozione della cenere vulcanica, con la raccolta differenziata dei rifiuti che non decolla, e poi perché quest'anno ci prepariamo, ormai mancano pochissimi mesi, all'apertura dell'Anno Santo che avverrà a Catania il 29 dicembre. Ma parliamo della festa di Sant'Agata d'estate. Sappiamo che si celebra il ritorno delle reliquie della martire catanese da Costantinopoli, e do il benvenuto a Monsignor Barbaro Scionti, parroco della cattedrale, che conosce benissimo tutte le sfaccettature di una festa tanto cara ai catanesi. Grazie Monsignor Scionti per aver accolto questo invito e per parlarci ancora una volta di Sant'Agata. Quali sono le novità di quest'anno? Celebriamo un ritorno. L'Arcivescovo ha sottolineato che per i fedeli deve essere un ritorno a una fede più matura, a una devozione, ma anche a un senso civico maggiore, a un rispetto per la nostra città. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Certamente è l'anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant'Agata. Questo ritorno di Sant'Agata tra le nostre mani ci fa e ci rende custodi di quelle reliquie che per noi sono un grande tesoro, un tesoro prezioso. Essere custodi di queste reliquie però implica una grande responsabilità. Sant'Agata è una di noi e chiede a ciascuno di noi di farci interpreti di quelli che sono i suoi sentimenti e proseguirli nella vita di ogni giorno. Essere custodi delle reliquie di Sant'Agata significa innanzitutto imparare ad avere un rapporto col buon Dio come lei lo ha avuto. Per questo la celebrazione di quest'anno, inseriti in quel cammino verso il Giubileo che inizierà nella notte di Natale per la Chiesa universale, le celebrazioni di quest'anno avranno un'attenzione particolare. Sant'Agata insegnaci a pregare Dio come hai fatto tu. E questa è l'indicazione che l'Arcivescovo ha dato nella scorsa conferenza stampa alcuni giorni fa, proprio per ricordarci che vogliamo proiettarci con questa celebrazione alla celebrazione di questo Giubileo, che è festa della misericordia del Signore. Certamente questa celebrazione estiva di Sant'Agata tiene anche in considerazione un'altra cosa. 998esimo anniversario ci ricorda che tra non molto sarà 898esimo anniversario ci ricorda che tra non molto sarà il 900esimo, quindi un anniversario importante. Quindi da una parte un giubileo che riguarda la Chiesa universale, festa della misericordia, esperienza, festa della misericordia del Signore che viene incontro a tutti noi, dall'altra parte esperienza di 900 anni di custodia delle reliquie di Sant'Agata. È un momento tutto nostro, tutto catanese, nel quale avremo da non solo ricordare e fare memoria, ma anche riconsiderare che cosa significa oggi essere custodi delle reliquie di Sant'Agata. Monsignor Scionti, a proposito della conferenza stampa, in maniera provocatoria un po' il sindaco ha detto che aveva come dire, accarezzato l'idea di non far uscire Sant'Agata, cioè di chiedere alla Chiesa ma che ne pensate? Ecco, lei personalmente come l'ha presa questa proposta del sindaco Enrico Trantino, che dice io mi vergogno, c'è una città ancora con tanti problemi e quindi non voglio che Sant'Agata o i turisti vedano la città in queste condizioni, e quindi ha richiamato tutti a un maggior senso di responsabilità, cosa che ha fatto anche l'Arcivescovo. Ma lei personalmente l'ha considerata una boutade? Il sindaco era serio nel proporvi questo?
proprio brevemente, perché così poi ci soffermiamo invece sulle tante novità della festa di Sant'Agata di quest'estate. Io l'ho considerata una bella e intelligente provocazione. Tra l'altro, arcivescovo da una parte e sindaco dall'altra hanno ribadito la stessa cosa. L'arcivescovo diceva: e chi come Sant'Agata può dire e sa dire Padre Nostro, cioè sa pregare, non può non attraverso l'esperienza del pregare, quindi della comunione con Dio, cioè dell'essere cristiani, non può che diventare un cittadino attento e capace di mantenerla bella la città nella quale abitiamo. Dall'altra, il sindaco con quella provocazione ci ha ricordato che far vedere a Sant'Agata le bruttezze che caratterizzano la nostra realtà certamente è significativo. Per cui mi è sembrata una bella provocazione, ma credo che quel giorno nella conferenza stampa ci siamo accorti, quando eravamo presenti, della bella sintonia che c'era tra arcivescovo e sindaco, i quali insieme in fondo hanno detto: se siamo buoni cristiani non possiamo che essere per forza dei bravi cittadini. Se non siamo dei bravi cittadini vuol dire che il nostro cristianesimo deve essere rivisto, perché essere cristiani, poter pregare il Padre Nostro, implica una responsabilità sociale nel mondo, nel quale dobbiamo essere segno e strumento di un amore di Dio che tiene al bene di tutte le cose. Ecco, parliamo anche del pellegrinaggio, perché in fondo chi si reca in cattedrale è un pellegrino, no? Perché il 16, lo ricordiamo, il 16 agosto verrà esposto il velo di Sant'Agata, poi il 17 il busto reliquiario, sia il 16 che il 17 ci saranno due processioni, il 16 con il velo e il 17 la processione con il busto reliquiario. E a proposito di questo, fra le novità, diciamo, di questa edizione c'è che le reliquie di Santa Lucia arriveranno a Catania. Ricordiamo che Santa Lucia era devota di Sant'Agata, tant'è vero che si recò in pellegrinaggio alla tomba di Agata. Questo è un regalo che la provvidenza ci farà nel prossimo 28-29 dicembre, quindi diciamo che ci proiettiamo anche verso questo momento, che sarà un momento storico. La nostra chiesa sorella vicina di Siracusa riceve periodicamente, grazie al benestare del Patriarca di Venezia, riceve periodicamente la visita della martire siracusana Santa Lucia nella città dove ella ha vissuto e ha testimoniato la fede. Quest'anno, in questa occasione, abbiamo chiesto e quindi poi ottenuto dal Patriarca di Venezia, attraverso anche l'arcidiocesi di Siracusa, che si potesse prolungare questo momento con una sosta in due luoghi per noi significativi: Belpasso, dove Santa Lucia è patrona, e poi infine la cattedrale, che è testimone anche attraverso gli affreschi della cappella di un fatto che è avvenuto quando Lucia, con la mamma ammalata, viene in pellegrinaggio alla tomba di Sant'Agata per chiedere il dono della guarigione. E lì Agata, in un'apparizione, anch'essa rappresentata negli affreschi dell'abside della cappella di Sant'Agata, Agata risponderà a Lucia: perché chiedi a me quello che tu stessa puoi realizzare, puoi ottenere dal buon Dio, e quello che io sono per Catania tu sarai per Siracusa. Allora abbiamo la testimonianza di due donne, di due comunità ecclesiali, Catania e Siracusa, che, elevate agli onori dell'altare per la loro testimonianza martiriale, ci chiedono e ci indicano una strada, la strada della fedeltà al Vangelo. Due donne, Agata e Lucia, che ci chiedono di avere altrettanta attenzione per la presenza
femminile nella vita delle comunità cristiane. Da tanto tempo il Papa insiste, i papi hanno insistito, da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, a Papa Francesco, più volte sul senso bello e vero della presenza della donna nella comunità. Noi attraverso Agata e Lucia comprendiamo che ci sono donne che davvero hanno dato lustro alla vita della Chiesa e l'hanno data con quella fedeltà al Vangelo vissuta in una maniera eroica, che significa non soltanto capacità di sopportazione, ma soprattutto gioia di dare la vita perché pieni nel cuore di una speranza più grande, è la speranza della Pasqua di Cristo, la speranza della resurrezione. Sono donne coraggiose e forti che hanno da insegnare tante cose a ciascuno di noi. Grazie, allora facciamo così, andiamo brevemente in pubblicità, ci ritroviamo qui tra pochissimo. Ricordo ai nostri telespettatori, nel caso lo volessero fare, possono mandare un messaggino al 342 7455 005 se vogliono qualche dettaglio in più, qualche informazione sulla festa di Sant'Agata d'estate. Ci vediamo qui tra pochissimo con Monsignor Barbaro Scionti, parroco della cattedrale, ospite oggi della nostra trasmissione. A tra poco. Stiamo parlando della festa d'estate di Sant'Agata, un appuntamento molto caro ai devoti, un appuntamento che a Catania vede anche tantissimi turisti, tantissime le persone che si recheranno in cattedrale, ma anche tantissime le persone che vorranno assistere e partecipare alle processioni con il velo di Sant'Agata da un lato e poi il giorno seguente con il busto reliquiario. Ma a proposito del velo di Sant'Agata, diciamo che già le liturgie, le celebrazioni, gli eventi per festeggiare Sant'Agata iniziano molto tempo prima, già dal 7 agosto il velo inizierà a girare. Abbiamo come ospite Monsignor Barbaro Scionti, che è il parroco della cattedrale, che da anni segue la festa di Sant'Agata, ne conosce veramente tutti gli aspetti. Ecco, Monsignor Scionti, mi viene anche una domanda da farle, ma in tanti anni lei ritiene che i devoti siano cambiati, la festa abbia avuto qualche evoluzione? Sappiamo che è tutto sempre abbastanza codificato, no? Il pontificale il 5 febbraio, le processioni eccetera, ecco, ma c'è qualcosa che lei coglie di diverso, che si è, come dire, evoluto o involuto? Ma come in tutte le esperienze ci sono evoluzioni e involuzioni. Certamente ci sono tante evoluzioni, soprattutto quello del rapporto con i cittadini, il rapporto cittadini, forze dell'ordine, espressioni di governo della Chiesa. Questo credo che è un aspetto fondamentale, la collaborazione tra le diverse realtà, le diverse istituzioni, Chiesa, governo della città, forze dell'ordine, prefettura, forze dell'ordine e gli stessi cittadini. In qualche modo si realizza una comunione di intenti. Quello che vedo io per esempio all'interno della cattedrale è che certi discorsi di collaborazione con le forze dell'ordine in altri tempi erano impossibili a pensarsi, oggi sono un fatto significativo e semplice da realizzare. C'è un rapporto continuo, sereno e molto bello, che ci permette anche di affrontare quelle che sono le difficoltà, i momenti critici della festa nel modo più bello. Involuzioni, alle volte c'è qualche reticenza in chi penserebbe di dire che insomma si è fatto sempre così. La verità storica è che non è vero che la festa di Sant'Agata è stata sempre così. Ci sono dei cambiamenti che sono storicamente testati e sono dei fatti che hanno caratterizzato la storia della devozione a Sant'Agata. Questo non significa che c'è di meno, c'è di più, c'è un'esperienza che si evolve, così come, mi piace dire con semplicità,
così come non ci vestiamo più come ci si vestiva 50 anni, 70 anni fa, e oggi ci si veste a festa in un modo diverso, ma sempre uguale. E che cosa è uguale? È uguale quello che qui in cattedrale si vede ogni giorno, l'attaccamento forte del popolo a Sant'Agata. Sant'Agata che, così come lo stesso affresco absidale ci insegna e come l'Arcivescovo ha in modo molto bello sintetizzato in quella preghiera che lui dal primo giorno ha chiamato Corona Agatina, ci presenta. Cioè Sant'Agata chi è per il catanese semplice? È un dono della provvidenza di Dio, un dono di Dio che attraverso Gesù e Maria che la incoronano con lo Spirito Santo, che la incoronano, rende alla nostra città la gioia di avere una guida, una luce di speranza, un segno della misericordia di Dio. E allora questo è quello che è immutabile e che non cambia. Poi i modi possono essere diversi, ma non mi pare che in questi anni siano cambiati tanti modi. Alcune cose si sono rese più semplici e serene, come l'assalto alla Cappella di Sant'Agata, che non credo che potesse essere un segno di devozione. Arrampicarsi tra i monumenti della cattedrale non mi sembra che possa essere annoverato tra i segni di devozione, o l'essere composti nelle uscite e negli ingressi, non credo che sia un segno negativo, al contrario, un segno di devozione. Al contrario, ormai i catanesi sanno bene come comportarsi, per cui io ringrazio il buon Dio per questi tanti anni vissuti qua e credo che andando avanti e camminando avanti, un cammino irreversibile che è quello della bellezza cristiana, della bontà del sentirsi figli di Dio. La Chiesa è sempre in stato di riforma, solo che la Chiesa, ecco, questo mi piace sottolinearlo, spesso purtroppo per certi devoti catanesi la Chiesa è il vescovo, il parroco della cattedrale, e allora le solite tiritere, questi si sentono i padroni di tutto perché sono la Chiesa, e la Chiesa non siamo noi. La Chiesa è il popolo di Dio, è il popolo dei battezzati, e questo popolo di battezzati è organizzato con ministeri e carismi diversi, attraverso i quali esprime anche la gioia di poter vivere la fede secondo quello che il Vangelo ci insegna e non secondo i sentimenti che un giorno possono essere in un modo, un altro giorno possono essere in un altro modo. Noi non viviamo di sentimentalismi, ma viviamo di fede, e la nostra fede ha innanzitutto la Pasqua di Cristo dinanzi a noi, il Cristo crocifisso, morto, sepolto, risorto, e a partire da questa esperienza di fede che noi poi viviamo tutte le altre esperienze religiose, le esperienze cristiane, esperienze di quel culto che ci deve aiutare a fare sì che la Pasqua di Cristo possa diventare ogni giorno la nostra Pasqua nella quotidianità, come è stata la Pasqua di Sant'Agata. La Pasqua di Cristo. Diamo delle indicazioni anche sugli eventi che ci saranno. Ci sarà una visita guidata in cattedrale. Ecco, diamo queste informazioni perché è bello ricordarle, molti non le conoscono, sono nel programma, ma citiamole. C'è un evento che si chiama il Dettaglio Misterioso, se non ricordo male. Di che si tratta? Ah, no, il Dettaglio Silenzioso. Il Dettaglio Silenzioso, di recente è stato pubblicato a cura del dottor Nicolò Fiorenza, ispettore regionale dei beni culturali, un testo, La cattedrale di Catania, il Dettaglio Silenzioso. Abbiamo fatto la presentazione proprio della nostra cattedrale, presente l'Arcivescovo. Il dettaglio silenzioso cos'è? Sono quei dettagli della nostra cattedrale, quelle piccole attenzioni a cose piccole che nel tempo però sono cambiate, sono mutate, si sono trasformate, sono state realizzate e che oggi danno lustro e rendono quella che è la nostra cattedrale. E quello che c'è non nasce dal nulla e spesso non nasce dal desiderio distratto di questo o di quell'altro, ma c'è sempre una ragione per ogni cosa. Allora abbiamo pensato che
dopo la presentazione del libro, per fare conoscere la cattedrale, noi ogni anno, proprio nei giorni precedenti a Sant'Agata di agosto, promuoviamo una visita serale alla cattedrale, e questa volta saranno 2 occasioni, venerdì 9 e sabato 10 agosto, con dei turni di visita che vanno fra le 19:30 e le 21:30. Proponiamo proprio di potersi fermare dinanzi ad alcuni dettagli che lo stesso autore in qualche modo ci presenterà, e poi la visita ad alcuni angoli della nostra cattedrale che insomma in genere non sono visitabili. È una visita che si può realizzare. Bisogna prenotarsi, c'è qualcosa per cui... Sì, c'è un contributo e bisogna prenotarsi, perché insomma è una visita serale, quasi notturna, perché poi insomma un po' si va oltre gli orari detti, e quindi è necessario prenotarsi. Nella locandina, che è pubblicata anche sul sito e sui social della diocesi e della cattedrale, ci sono tutte le informazioni. Quali altri eventi possiamo ricordare che si legano alla festa d'estate di Sant'Agata, se vogliamo dire qualcosa, tipo il velo? E certamente un fatto particolare sarà la visita del velo di Sant'Agata al santuario di Monpileri. A Monpileri siamo andati già l'anno scorso per la celebrazione giubilare di quel santuario. Ci ritorneremo ogni anno per dire il profondo legame che c'è tra la devozione a Sant'Agata e la devozione alla Madonna di Monpileri, un legame dettato un po' dal fuoco dell'Etna, dalla lava dell'Etna, e credo che in questi giorni abbiamo anche tanti motivi per dover pregare per tanti disagi che la nostra bella montagna realizza quando insomma ci manda questa sabbia che è fastidiosa, e anche la difficoltà dello smaltimento, tutto quello che sappiamo e comporta un po' la nostra vita. Ma anche un'altra cosa mi piace sottolineare. Mi è capitato, e col rettore del santuario ci è capitato insieme di confrontarci, che tante persone, soprattutto tante giovani coppie che hanno alle volte la difficoltà nel concepire un figlio, vengono a bussare alle porte di Sant'Agata e alle porte della Madonna delle Grazie di Monpileri. E allora, così come nel giorno del 17 agosto, come ha detto l'Arcivescovo, chiederemo a Sant'Agata di insegnarci a pregare Dio come lei stessa ha fatto con il Padre Nostro, così credo che andando a Monpileri potremmo chiedere a Sant'Agata di aiutarci a dire anche noi Ave Maria, a guardare con speranza alla Vergine della Grazia che ci presenta Gesù e che soprattutto ci aiuta a vivere la maternità nella nostra esperienza, non soltanto la maternità delle donne, ma anche quella maternità, quell'attenzione che ognuno di noi deve avere al mondo nel quale vive. Non ultimo le attenzioni sociali nei confronti dell'ambiente, nei confronti della nostra città, così devastata anche da questo fenomeno inquietante dei rifiuti che non si riesce a differenziare, che sembra ci sia una difficoltà infinita a fare qualcosa che è molto semplice, sembra che lo si faccia apposta a lasciare qui e lì. Guardi, io posso raccontare una cosa molto semplice che avviene sul cancello della cattedrale. Da alcuni anni la pandemia ci ha lasciato dei gatti che felicemente vivono nel giardino della cattedrale, nulla osta, anzi i gatti fanno del bene a tutti, poi i gatti sono animali belli, puliti, semplici, gatti ai quali non manca l'acqua perché hanno tutte le possibilità di poter bere l'acqua, e ai quali tante persone portano da mangiare, che è una cosa anche bella. Però è strano che chi ama gli animali riesce ad amare l'ambiente in un modo diverso. Cioè quando ti lasciano sacchetti di plastica, recipienti di plastica buttati di qua e di là, ecco, bisognerebbe essere un po' più coerenti, no? Diamo da mangiare al gatto e va bene, è una cosa bella, ma nello stesso tempo non lasciamo i rifiuti così a come capita. Queste attenzioni sono attenzioni
di vita cristiana anche, perché il buon cristiano sa amare e rispettare tutti i doni di Dio, e la natura è un dono di Dio, sia la natura animale, sia l'altra natura, cioè quella vegetale, l'ambiente nel quale abitiamo, la nostra città, il nostro territorio. Ecco, queste cose dobbiamo imparare ad avere attenzione. Ma c'è anche un'altra maternità che la Madonna delle Grazie ci può insegnare, ci insegna, è quella dell'attenzione per esempio al mondo femminile, l'attenzione alle donne. Ne ho detto già prima, ma insomma abbiamo lavorato e dovremmo continuare a lavorare nella prossima stagione all'attenzione alla violenza delle donne, che non è solo la violenza fisica, c'è anche quella psicologica, il rispetto della femminilità e della presenza della donna nella nostra terra, nel nostro mondo, tra di noi. Ecco, credo che Sant'Agata e la Madonna messi insieme diventano davvero un punto forte per ciascuno di noi. Allora, gli ultimi 2 minuti li dedichiamo a ricordare gli orari della cattedrale, gli appuntamenti del 16 agosto e del 17 agosto, a che ora ci saranno le prime celebrazioni, a che ora si apre, a che ora ci saranno le processioni. In 2 minutini, perché il tempo già... 16 agosto tutta la mattinata, il velo di Sant'Agata esposto nella cappella di Sant'Agata, e la sera alle 18 la messa e poi la processione col velo con la sosta alla fontanella di Sant'Agata, dove vivremo un momento di riflessione e di preghiera che sarà guidato dal padre Francesco Lavecchia, priore dei Domenicani di Catania. 17 agosto la cattedrale aprirà molto presto al mattino, intorno alle 6:30, e poi le messe a partire dalle 7:30. Alle 8 ci si ferma per l'apertura del sacello di Sant'Agata, la esposizione delle reliquie all'altare maggiore e quindi il proseguo delle celebrazioni alle 9, le 10, le 11, mezzogiorno, l'1, le 3, le 4 e le 5 del pomeriggio. Alle 10 mi piace risaltare che sarà la prima volta che il nuovo vicario generale presiederà la messa. Monsignor Vincenzo Branchina, da poco nominato vicario generale dell'Arcidiocesi, celebrerà per la prima volta dinanzi a Sant'Agata. Mi piace anche sottolinearlo perché sarà un'occasione per pregare per lui e per il suo ministero. La sera alle ore 19 il pontificale è presieduto dall'arcivescovo, al quale seguirà la processione con le reliquie di Sant'Agata che, uscendo da Porta Uzeda e passando sempre per la Fontanella, rientrando poi da Piazza San Placido, torna in cattedrale. In Piazza San Placido l'incontro con i diversamente abili, e Piazza San Placido sarà luogo di preghiera, cioè lì Sant'Agata sarà accolta da un popolo che prega e si vivrà anche quel momento di incontro con i diversamente abili proprio come un momento di incontro cordiale, fraterno, ma insieme davanti a Sant'Agata e con Sant'Agata sotto lo sguardo della bontà di Dio. Nello stesso tempo il santuario di Sant'Agata al Carcere, che è il luogo che custodisce la memoria della conclusione dell'esperienza terrena di Sant'Agata, vivrà dei momenti di apertura il 16 agosto tra le 9 e le 13 e il 17 agosto per l'intera giornata, dalle 9 alle 19, con la possibilità di quelle visite che diventano occasione per destare quella meraviglia della preghiera al vedere il luogo nel quale Sant'Agata ha reso la sua anima a Dio. Bene, tutto chiarissimo. Grazie Monsignor Scionti, buona festa di Sant'Agata d'estate a lei, a tutti i devoti, a tutte le persone che ci stanno guardando in questo momento. Grazie a voi tutti. Sono io che auguro buona festa di Sant'Agata a tutti e che Sant'Agata possa portare serenità e gioia e soprattutto il senso della responsabilità, perché bellezza e bontà nella nostra città possano trionfare. Grazie, grazie ancora per queste ultime parole, grazie a chi ci ha seguito fin qui, grazie alla regia, alla prossima.